Bene, eccoci insieme anche oggi. In questa puntata parliamo di una esperienza e soprattutto di un'idea nata nel Veneto, nata a Boara Polesine, poi oggi con uffici operativi a Valli di Chioggia, quindi più veneti di così non si può, poi c'è anche Bologna, ma insomma nella nostra logica sembra quasi periferia a Bologna. È bella questo asse Boara Polesine Valli di Chioggia, e mutuando un vecchio slogan pubblicitario possiamo dire il tutto si chiama Kayum, ma si dice Kiam. Perfetto. Ed è un software, mi verrebbe da dire dietologico, insomma, che comunque è mirato alla dieta e al benessere delle persone. A inventare il tutto è Paolo Braghin, già atleta, tuttora atleta, insomma, di buon livello, ciclista amatoriale di altrettanto buon livello, partecipazioni a campionati del mondo, gestore di palestre, di centri fitness, tant'è che insomma a questo metodo si rivolgono molti atleti, da alcuni triatleti, ciclisti, tra cui anche Liam Bertazzo, che è un ciclista professionista, il rugbista Nicola Quaglio, atleti delle discipline del judo, karate e taekwondo, insomma un buon parterre. Allora partiamo però dalla novità, perché viene presentata come tale. Qual è l'idea di Kiam? L'idea di Kiam è nata perché nel 1984 mi sono approcciato nel mondo del fitness e del benessere come atleta agonista, preparatore atletico e titolare di un centro fitness. Da lì ho voluto subito approfondire il tema della nutrizione, in quanto una sana e corretta alimentazione dà il 60% dei risultati nell'ambito sportivo. Tanto è vero che già nel 2000 ho aperto il primo centro, ho aperto il primo software tramite una commissione medico-scientifica per quanto riguarda la nutrizione nel campo dell'estetica, del fitness e del benessere. Visto questo grande successo, ho voluto aprire il primo centro per quanto riguarda la nutrizione, avvalendomi di figure sanitarie come il biologo nutrizionista. Dopo questi 30 anni di esperienza, io e mio figlio Dennis abbiamo voluto coronare questo nostro progetto di realizzare il software online Kiam, che è il primo software in Italia, che vanta di sia una banca dati grandissima, però oltre a quello è su una piattaforma online con i diritti d'autore e il marchio registrato. Kiam significa la chiave del mangiare. È un nome di fantasia. Kiam vuol dire chiave mangiare, quindi chiave del mangiare. Anche questo molto veneto. Anche questo molto veneto. Molto nostrano. Nostrano, perfetto. Su questo software ha delle caratteristiche molto grandi. Che cos'ha? Ha una banca dati di oltre 8.000 alimenti e 15.000 ricette. Tutte le etichette nutrizionali sono state inseriti all'interno del nostro software, calcolando tutti gli alimenti e i loro nutrienti che in esso contengono, calcolando esattamente il rapporto delle proteine animali, vegetali, i carboidrati, i grassi, i zuccheri e le fibre. Sarebbe questa la scomposizione bromatologica? Perfetto, scomposizione bromatologica vuol dire che qualsiasi alimento viene scomposto totalmente dei suoi nutrienti, praticamente proteine animali, vegetali e quindi via di seguito. Voi li scomponete e poi li riaggregate secondo le esigenze alimentari individuali del cliente. Avendo questa grande banca dati, questo ventaglio di alimenti, si può costruire un piano alimentare proprio in base ai gusti e esigenze del cliente e anche alle proprie tradizioni. Ecco, ma quando parlate di alimenti, perché sono migliaia, insomma, parlate, voglio dire, del ravanello e della cicoria, oppure parlate anche della Coca-Cola? Intanto non ha bisogno della nostra pubblicità. Qualsiasi alimento che si può reperire al supermercato. Può essere da yogurt, da qualsiasi alimento. Ecco, qualsiasi alimento, ma anche marca per marca, perché non tutte marca per marca. Quindi attraverso questo voi avete preso lo yogurt Fabrizio, lo yogurt Yolanda, lo yogurt non so cosa, Giovanni, li avete scomposti e poi a me,
che sono il vostro committente, dite che per il mio tipo di dieta andrebbe meglio mangiare questo piuttosto che quell'altro. Allora, così un po'. Sì, diciamo e poi che, ovviamente mi preparate la dieta. Diciamo che avendo questa grande banca dati, enorme, si può costruire il piano alimentare in base alle proprie esigenze, ai propri gusti e alle proprie tradizioni che il cliente richiede. Quindi un cliente non si sente a dieta, sta seguendo un regime alimentare equilibrato. Quindi è in più un programma alimentare che si fa col cliente. Tutto questo lo fa il biologo nutrizionista. E quindi questa vostra banca dati, visto che l'industria agroalimentare italiana è in costante evoluzione, è continuamente aggiornata? È continuamente aggiornato, è un software dinamico e viene aggiornato in continuazione. Ecco, questo software è a disposizione anche dei cittadini o solamente dei medici? No, solamente dei biologi nutrizionisti. Quindi loro attraverso questo vostro sistema possono evidentemente capire quali sono gli alimenti e i prodotti migliori? Sì, diciamo che viene fatta la consulenza in studio col cliente. Quindi il biologo nutrizionista provvederà a fare il suo piano alimentare in base ai propri gusti e esigenze del cliente, però essendo online ha un duplice vantaggio, perché il cliente, oltre che consegnare il piano alimentare in forma cartacea, vengono date delle sue credenziali. Quindi in qualsiasi momento si può connettere tramite smartphone, computer o tablet e consultare tutti i suoi menu. Quindi può essere utile anche quando va fuori casa oppure quando è in vacanza o una semplice spesa quando va a fare la spesa. Lei sicuramente sa polemiche che ci sono state, ci sono tuttora, soprattutto per esempio da parte di alcune organizzazioni professionali agricole, tipo la Coldiretti, contro i cosiddetti cibi spazzatura, vale a dire prodotti confezionati la cui composizione alla fine in effetti magari è quella che ti fa ingrassare. Ecco, voi avete analizzato tutto lo scibile, voglio dire, ci sono alcuni prodotti che tutti conosciamo, sono buonissimi, ma che non fanno tanto bene alla salute e soprattutto alla dieta. Ecco, quelli voi riuscite comunque a evitare di toglierli compensandoli con altri? Sì, questo diciamo dopo è tutto il lavoro che fa il bionutrizionista in base anche se un cliente può avere una patologia oppure no, però può inserire certi alimenti equilibrando tutto il suo piano alimentare. Lei sa meglio di me che le cose più buone sono quelle che fanno più male, purtroppo no? E quindi riuscire in qualche maniera a non togliersi, perché il problema della dieta è sempre quello, poi uno si sente un po' carcerato. Diventa un po' monotona e il cliente si stanca. Si cerca di fare un piano alimentare equilibrato, però sempre che sia nel benessere della salute. Ma lei quanto ci ha messo a lei e ai suoi collaboratori a fare questa mappatura di tutti i prodotti? Questa mappatura di tutti i prodotti l'abbiamo costruita un po' alla volta, abbiamo impiegato circa 7 anni. Ecco, quindi bibite, frutta, verdura, prodotti confezionati, pasta? All'interno abbiamo di tutto, però dopo sta il biologo nutrizionista a fare un'alimentazione che sia sana per il cliente. Ma arrivati a questo punto non vi viene la voglia, la curiosità di crearlo voi il prodotto? Non so, mettendo insieme, visto che avete capito tutto, avete scomposto... Fare tutto... Ma quindi voi, scusi, ma voi avete scoperto anche il segreto della Coca-Cola? No. Perché quello è proprio un mistero. No, assolutamente no. Non ci siete riusciti? No, assolutamente no. No, ma la tentazione è comunque di fare un prodotto vostro mettendo insieme la scienza che avete accumulato? Sì, no, per noi diciamo quello che vogliamo fare è fare piani alimentari per il cliente, portarlo col meno sacrificio possibile e portarlo al proprio obiettivo. La trovo un'idea molto geniale, se funziona, esistete da anni, quindi la cosa... Lei come ci è arrivato? Sono arrivato proprio per la passione dello sport e avevo capito sin dall'inizio che sullo sport era il 60% di risultati, però purtroppo l'atleta ha un obiettivo e ci arriva facilmente, invece una persona che vuol perdere peso vuol fare meno sacrifici possibili, quindi cerca gli alimenti un po' comuni che trova tutti i giorni. Invece l'atleta va molto più su alimenti che siano poco calorici ma con principi nutritivi molto alti. Lei ha detto la persona che vuole perdere peso.
Però il vostro sistema varrebbe per tutti, è un sistema di benessere. Va per tutti, sì, perché noi diciamo con l'Università di Bologna, grazie alla loro collaborazione e una commissione di medici scientifici specializzati, sempre nell'ambito della nutrizione, abbiamo vagliato il nostro software per 18 stati patologici e oltre quello per 24 allergie e intolleranze, dando un supporto in più al professionista della nutrizione quando va a elaborare i piani alimentari. Cos'è lo stato patologico? Stati patologici vuol dire come, non so, uno che ha diabete, che ha colesterolo, che ha... ok. Quindi per 18 patologie. Ecco, avete analizzato anche prodotti che sono di provenienza straniera, estera? No, più prodotti tutti comuni, insomma, che troviamo al giorno d'oggi. No, beh, ma voglio dire, sì. anche ormai la globalizzazione sì, la globalizzazione c'è, però tutti i prodotti che si trovano, però in Italia, non posso dire tutte le marche, insomma. No, certo, quello che noi troviamo okay. al supermercato, quindi anche quelli di provenienza straniera. Perfetto, tutti gli alimenti che si trovano al supermercato. Bene, grazie. Grazie a lei. Quando si dice che le idee luminose possono nascere ovunque, anche a Boara Polesine, anche da Boara Polesine, passando per Valli di Chioggia, arrivando poi a Bologna e a Milano anche sta andando. Il prossimo futuro sarà Milano e Firenze. La periferia del paese, insomma, da Boara Polesine a Valli di Chioggia. Abbandonate le sedi nostre? No, le sedi nostre ci sono. Abbiamo una collaborazione con circa 10 biologi nutrizionisti, quindi ci siamo sempre. Grazie a Paolo Braghin, che è il titolare, ma soprattutto anche l'ideatore di Chiam. Perfetto. Si scrive Kayum, ma si legge Chiam, software dietologico, l'abbiamo chiamato così, insomma. Software della nutrizione. Software, giusto, ha ragione lei. Okay. Software della nutrizione. Grazie, a voi, alla prossima.